La stagione dell'Igia Virtus si apre nel migliore dei modi, vittoria sofferta ma meritata davanti al pubblico di casa nella prima giornata del campionato di Serie D. Al Dal Contres Barone i giallorossi piegano la San Cataldese per 3-2 al termine di un match vibrante, ricco di emozioni e colpi di scena. Partenza sprint per i padroni di casa, al 9° minuto punizione tagliata di Squillace, inserimento perfetto del nuovo capitano Angelo Della Guardia che anticipa tutti e batte la Cagnina in uscita. Samachè sfiora il tocco ma il pallone aveva già superato la linea, 1-0 e prima esultanza stagionale per l'Igea. I giallorossi insistono con un'altra punizione insidiosa di Squillace che impegna la Cagnina in una parata complicata. La San Cataldese risponde con un'occasione clamorosa, Castro calcia da pochi passi ma De Falco è provvidenziale e salva il risultato. Al 45esimo però Samachè sfonda sulla destra e pennella sul secondo palo per Dimino, incornata vincente dell'ex Anzio Calcio e 2-0 Igia Virtus. Passano appena 2 minuti e arriva anche il tris, errore clamoroso di La Cagnina in disimpegno, Samachè recupera palla e a porta vuota firma il 3-0 che chiude un primo tempo dominato. Nella ripresa l'Igea abbassa il baricentro e lascia campo agli ospiti. Dopo un paio di tentativi della San Cataldese non andati a buon fine anche per i riflessi di De Falco su Castro, l'Igea sfiora il poker con Joao Pedro, il suo colpo di testa centra la traversa e sul rimpallo né Samachè né Maltese riescono a trovare la porta. Il finale di gara è incandescente, all'86esimo la San Cataldese riapre tutto, Castro svetta di testa su cross da sinistra e infila De Falco per il 3-1. 2 minuti dopo è ancora Castro a colpire con un destro volante su un altro pallone proveniente dalla fascia per il 3-2 e la doppietta personale. Nel recupero l'11 di Pitatella ci crede, sfiora il clamoroso pareggio, sinistro dal limite di Viglianisi che esce di un soffio. L'Igea tira un sospiro di sollievo e porta a casa i primi 3 punti della stagione. 3 gol, 3 punti, una prova di carattere. La squadra di Mara comincia con il piede giusto, concreta, viva e pronta a battagliare in un campionato lungo e difficile.